Allora, ci troviamo ad analizzare, dopo il bilancio di previsione e il recente assestamento, questo disegno di legge dove si vuole ricollocare la somma di 96 milioni e 540 mila euro entro il corrente anno. Allora, innanzitutto la prima cosa che salta agli occhi è il fatto che, tra l'altro a precisa domanda, la risposta è stata affermativa, non ci sono maggiori entrate da redistribuire. Quindi stiamo parlando, questi 96,5 milioni sono semplicemente ricollocazione di fondi che a causa delle nuove norme contabili devono essere appunto ricollocati, perché altrimenti andrebbero in qualche modo a scomparire nel pareggio di bilancio o gli adattamenti che stiamo facendo. Questo però sembra, così analizzando anche i conti che si sono mossi, sembra mettere in luce una pratica che predilige gestire riserve di denaro allocate su fondi di riserva e che vengono ridestinate all'ultimo minuto possibile a favore di misure già attive e comunque di esclusiva scelta giuntale. Solo per fare un esempio, cito la somma dei 19 milioni prelevata dal capitolo rimborsi 1575, rimborsi di capitale derivanti dalle operazioni di finanziamento di intervento di interesse regionali con ricorso al mercato finanziario, e la somma di 14 milioni 290 mila dal capitolo 9601 Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario, parco progetti, fondi regionali e parti capitale. Insomma, per la prima, che non so se ho citato giusto, perché ci sono due poste grosse relativi agli interessi sui mutui, alle rate dei mutui e ai buoni ordinari della Regione. Una delle due viene iscritta perché viene fatto un calcolo dei maggiori interessi, dei minori interessi, in quanto il tasso di interesse è variabile, eccetera, insomma dei ricalcoli che forse potevano essere fatti in altro momento, non necessariamente in questo momento, ma comunque sono appunto delle cifre significative che servono a realizzare delle politiche, e queste politiche vengono appunto definite in sede giuntale, non discusse, non in qualche modo senza tempo di poter approfondire e analizzare in fase di consiglio. E questa è la stessa cosa per quanto riguarda i fondi aggiuntivi sulla programmazione europea. Appunto mi è stato chiesto che mi è stato detto che non sono dei fondi relativi alla effettiva programmazione, ma sono dei fondi aggiuntivi che probabilmente erano stati accantonati lì, ma che adesso appunto vengono ridirezionati. Quello che voglio dire è che questa modalità di gestione dei fondi rende impossibile una qualsiasi condivisione delle politiche regionali e impone delle scelte fatte dall'alto senza garantire alcuno spazio alla discussione politica, soprattutto nei confronti delle opposizioni. E noi quindi vediamo delle grosse cifre spostate all'ultimo minuto, mentre, sempre a causa delle regole contabili che in qualche modo ci siamo dati, il fondo per la legislazione futura, che è quello che renderebbe possibile la presentazione, non dico la discussione, ma semplicemente la presentazione di disegni di legge
di progetti di legge da parte del Consiglio, che sia maggioranza o che sia opposizione, viene sempre tenuto misuratissimo, tendenzialmente impegnato, per cui è praticamente impossibile per il Consiglio presentare dei progetti di legge che abbiano un senso e che abbiano almeno sulla carta assegnata delle risorse e quindi la possibilità di essere discusso. E naturalmente gli uffici, su richiesta di trovare degli spazi, rispondono che è tutto ovviamente già impegnato e che quindi non è possibile utilizzare del denaro. Ora, visto che ormai questa pratica è consolidata, si fa il bilancio preventivo, si fa l'assestamento e poi si fa l'aggiustatina finale, io direi che non ci sarebbe niente di strano se alcune di queste riserve che sono piazzate qua e là in fondi o riserve dal titolo generico e quindi non facilmente interpretabile o intellegibile, alcune di queste potrebbero semplicemente con tranquillità essere messe sul fondo per la legislazione futura ogni anno, una discreta quantità, che poi, se non utilizzato, c'è sempre l'appuntamento di ottobre per poter rimettere a disposizione di quello che si preferisce queste somme. Questa modalità naturalmente conferma quello che è già stato detto più volte, e cioè la necessità di procedere in anticipo con la programmazione delle politiche e quindi il fatto di avere ben chiaro quali sono le linee di intervento per le quali procedere con dei bandi e che lasciano appunto delle graduatorie che, se non finanziate con le somme immediatamente disponibili, possano essere reintegrate e quindi consumate le graduatorie entro la fine dell'anno. Entrando nel merito di questo provvedimento, prima delle 30 pagine di emendamenti dell'ultimo giorno, sì, è chiaro che non è possibile, non si può essere contrari all'incremento dei fondi per il fondo di rotazione dell'agricoltura o al fondo sviluppo delle PMI, allo scorrimento delle graduatorie in edilizia, insomma tutte queste cose che sono state descritte in questa manovretta. Però il punto è che rimane certamente molto difficile capire che cosa è stato lasciato fuori e che cosa invece è stato sostenuto. Una cosa che ci salta subito all'occhio, sempre prima del pacco di emendamenti, è il fatto che sia stato finanziato lo scorrimento delle graduatorie per le scuole paritarie, mentre nessun intervento è stato fatto per le scuole pubbliche. Poi, dove appunto ci troviamo anche nell'occasione di un documento molto tecnico, però si riesce a non perdere l'occasione anche questa volta per fare le fatidiche poste puntuali. Cioè è proprio una necessità intrinseca e ogni volta che ci sono dei soldi da spendere bisogna assolutamente destinare qualcosa a qualcuno con nome e cognome. E si era riusciti diciamo, a limitare ad una nel provvedimento originale, però ovviamente uno era troppo poco, perché se accontenti uno devi accontentarne anche altri, e quindi si è provveduto ad aumentare il numero anche in questi emendamenti. Ecco, ora non so come andrà la discussione, non so se e cosa arriverà durante la discussione del provvedimento, e comunque
ci riserviamo il giudizio finale al termine della discussione.